Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben ritrovati con la CIA, Padova Rovigo CAF in questo caso, e parliamo di servizi fiscali, importantissimo perché ormai è iniziata la campagna fiscale, ovvero bisogna fare la dichiarazione dei redditi, il famoso 730, insomma non solo, tutto quello che concerne i redditi che si hanno. E non solo per l'agricoltura, perché i CAF CIA sono aperti un po' a tutto campo, molto attrezzati con i nuovi programmi perché per adeguarsi alle normative ci sono anche tante interessanti novità che è bene conoscere, bene sapere. Questo perché? Perché quando si va per la dichiarazione dei redditi al CAF è bene avere già tutti i documenti pronti, preparati e quindi controllarli per tempo e naturalmente prenotare anche per tempo l'appuntamento, se non lo si è fatto già prima, bisognerebbe averlo fatto già. E poi mi sembra un sbaglio, a settembre scadono i termini per fare la dichiarazione dei redditi, quindi avete questo lasso di tempo. Vi presento i nostri protagonisti, Rossella Guin, ben arrivata qui con noi, che è responsabile del servizio a persone CAF CIA Padova e Rovigo. E allora con lei faremo un po' l'inquadramento anche dell'importanza che ha questo servizio fiscale del CAF della CIA. Con Alberto Mantoan, ben arrivato anche a lei. Grazie, buongiorno. Referente CAF Veneto, sempre CIA, entreremo nello specifico delle tante novità relative a 730, il fatto anche della formazione che è molto importante e poi che cosa bolle in pentola, perché ci sono intanto nel frattempo delle novità che è bene conoscere. Allora, iniziamo con lei. Ci racconti perché un servizio fiscale di un CAF della CIA è così importante e perché siete anche cresciuti tra l'altro nel frattempo? Sì, allora CIA Agricoltori Italiani è un'organizzazione di categoria che si rivolge agli agricoltori, quindi da sempre sostiene e difende i diritti sociali, civili, economici degli agricoltori, ma che all'interno ha un sistema, questo sistema che si rivolge da una parte alle imprese, da una parte ai cittadini, quindi ha creato un centro servizi per i cittadini che comprende il patronato per l'attività previdenziale e il CAF per l'attività fiscale. Un CAF che nasce dal 1993, dal 31 marzo del 1993. Quindi una bella storia. Quindi ha una storia di 32 anni di attività e che si rivolge alle persone prendendo in carico la richiesta di queste persone e dando una consulenza professionale a 360 gradi. Cosa vuol dire? Vuol dire che tiene conto non solo della richiesta dell'interessato, ma anche di dare dei consigli dove poi proiettare le proprie scelte, le proprie decisioni, anche collegate magari ad altri servizi che ci sono all'interno della nostra organizzazione. Il CAF si occupa di tutta una serie di pratiche, parte da gennaio con la pratica ISE, che è l'indicatore della situazione economica, con il 730, con l'unico delle persone fisiche, con le pratiche di successione, i contratti di colf e badanti, i contratti di locazione e qualsiasi altra pratica di natura fiscale, ma soprattutto legata alla consulenza. Legata alla consulenza perché durante l'anno ci sono tutte delle azioni che dopo sono propedeutiche alla compilazione del 730, relative magari anche soprattutto ad alcune spese, le spese di ristrutturazione. Ecco, infatti volevo chiederle una cosa, esatto. Dopo appunto riprendiamo il discorso delle spese, poi andiamo nello specifico, perché normalmente una persona associa all'andare al CAF al fatto di essere un dipendente. Sono dipendente e vado al CAF. Nell'ambito CIA agricoltori può andare al CAF anche l'imprenditore agricolo, oltre che i propri dipendenti che poi in genere sono magari anche i familiari, potrebbero essere stretto. Cioè a chi vi rivolgete principalmente? Allora l'attività del CAF si rivolge ai dipendenti e ai pensionati, che sono i soggetti che possono usufruire poi del 730. L'imprenditore agricolo è seguito dal centro per l'impresa che può dopo seguirli nella contabilità, nelle
paghe dei dipendenti, nel centro di assistenza agricola che CIA organizza sempre CIA all'interno esatto, queste sono le due branche che vengono svolte le attività. Cosa dire? Che l'attività quindi è molto attiva durante i 12 mesi dell'anno, non si concentra solo in particolari periodi esatti dell'anno, anche perché c'è un sistema molto più articolato rispetto ad una volta dove c'era un'unica scadenza con un unico modello fiscale, ma ci sono i modelli integrativi, rettificativi che hanno scadenze diverse, per cui ci fanno poi lavorare per tutto il periodo dell'anno, le scadenze IMU, l'ISE che si può fare dall'inizio dell'anno fino al 31 di dicembre. Pertanto è un'attività molto molto articolata anche per i numeri che comunque il CAF CIA muove, esatto. Poi torniamo su queste cose qui, vedremo anche uno schema di che cosa fate, che è molto interessante. Volevo un po' palleggiare anche la questione. Quali sono le novità stratosferiche per questa edizione? Beh, la novità stratosferica, la prima è sicuramente la riduzione delle aliquote IRPEF, che sono state ridotte da 4 a 3, per cui si paga un 23% fino a 28.000 euro, dai 28.000 euro ai 50.000 euro si paga un 35%, oltre i 50.000 euro si va al 43%. C'è poi una rimodulazione degli oneri detraibili al 19%, per cui un contribuente che potrebbe avere 1.000 euro di oneri, in realtà se ha un reddito di 50.000 euro, quei 1.000 euro di detrazione se li vede abbassare di 260 euro, ad eccezione delle spese mediche, per cui io posso sostenere anche 5.000 euro di spese mediche, spese sanitarie, quelle rimangono intatte. Gli oneri cosa sarebbero? Gli oneri sono degli importi che io porto in detrazione, cioè vanno a diminuire in percentuale l'imposta che devo pagare allo Stato. Perfetto. Quindi qua vediamo agevolazioni fiscali per redditi dominicali, agrari, coltivatori diretti, sì, imprenditori agricoli, professionali per gli anni 2024-2025. Perché per i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione del reddito IRPEF, ai fini IRPEF, fino a un limite di 10.000 euro, poi questa soglia viene ridotta al 50% per i redditi fino a 15.000 euro, oltre i 15.000 euro invece vengono calcolati normalmente, ordinariamente, come è sempre stato, come siamo abituati. Aliquote e scaglioni IRPEF abbiamo visto, che passano a 3, quindi già sono 3. Già sono 3. Già sono 3, quindi che ed è diventata strutturale con l'ultima legge di bilancio nel 2025, per cui salvo una nuova riforma fiscale saranno sempre 3. Ecco, una precisazione, anche se a voi sembra banale, ma io la chiedo sempre. Se una persona entrerebbe nel primo scaglione, cioè entra nel primo scaglione con un tot di reddito, la parte che esula superiore è tutta tassata, cioè tutto l'importo del reddito viene tassato con lo scaglione superiore, o solo la parte che esce? Solo la parte che eccede. Che eccede, quindi ecco, va bene, questo è chiarito. Rivediamo nuovamente il nostro schema, la nostra slide. Locazioni brevi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui il legislatore è intervenuto. Parliamo intanto di locazioni brevi, quindi locazioni per finalità turistiche. Della situazione agraria, ovviamente. No, qui parliamo di fabbricati. Fabbricati, ok. Locazione di fabbricati, esatto, riguarda solo ed esclusivamente i fabbricati. Fino a 4 fabbricati io posso fare questa operazione senza l'apertura di una partita IVA, oltre i 4 fabbricati devo aprire partita IVA. Cambia la tassazione perché posso scegliere io contribuente di assoggettare a tassazione al 21% in cedolare secca un fabbricato, gli altri 3 invece vengono tassati al 26%. Questa è la grande novità che c'è stata. Con la cedolare secca però. Con la cedolare secca. E quindi è un contratto diverso. Questi possono anche essere senza contratti, perché essendo locazioni brevi, cioè i contratti ci sono, possono non essere registrati. Non essere registrati. Quindi sì, parliamo di un contratto singolo che deve avere una durata inferiore a 30 giorni. Chiaro, quindi questo è ovvio che, però è bene ricordarsi perché altrimenti ci si trova. Sì. Quindi in questi casi qui cosa si porta al CAF? Si porta al CAF il contratto che viene fatto o l'insieme dei contratti. O l'insieme dei contratti. Fino a 4 con l'importo che è stato percepito dal
dal proprietario dei locali, dal proprietario dei fabbricati, e qui il contribuente può scegliere quale tassare al 21%, gli altri 3 devono essere tassati al 26%. 30 giorni consecutivi o 30 giorni complessivi? 30 giorni complessivi. Complessivi, sì. Quindi distribuiti nell'arco? No, scusi, per contratto, quindi 30 giorni sì, consecutivi. Un mese, quindi, un mese esatto, consecutivo, sì. Insomma, perfetto. Dopo sono obbligato a registrarlo all'Agenzia delle Entrate. Non Chiaro. cambia la tassazione, è solo un obbligo in più che ho di adempimento verso l'Agenzia delle Entrate. Messaggio, ma i servizi del CAF CIA sono aperti anche per i non iscritti e come funzionerebbe? Grazie. Sì, certo, il CAF si rivolge a tutti i cittadini, quindi chi ha necessità può rivolgersi al CAF. È chiaro che i pensionati, cioè cittadini, dipendenti e pensionati, e l'organizzazione ha scelto una differenziazione eventualmente sul pagamento economico tra chi è associato rispetto a chi non è associato. È chiaro insomma che qui c'è questa piccola differenza, però sostanzialmente noi siamo aperti a tutti. Perfetto, ritorniamo quindi alle agevolazioni. Pannelli fotovoltaici citava, sì. Se ritorniamo sul nostro schema, eccolo qua, impianti fotovoltaici ad uso domestico. Anche qui si tratta di un reddito alla fine, perché è un reddito, diciamo, commerciale non abituale. In sostanza con i pannelli fotovoltaici ad uso domestico io posso produrre dell'energia in più che viene rivenduta poi al fornitore. Quella lì da quest'anno confluirà nella precompilata, nella dichiarazione precompilata, e il GSE comunicherà al contribuente l'importo che ha percepito e quindi quell'importo andrà inserito nella dichiarazione. E quindi viene tassato? Viene tassato. Quindi vantaggio a questo punto sì. No, questo non è un vantaggio, questo non è proprio un reddito in più. È un reddito in più e quindi a questo punto bisogna farlo perché c'è una grande convinzione e determinazione in questo senso. La detrazione sull'impianto fotovoltaico, sì, quello c'è come intervento però di recupero del patrimonio edilizio. L'introito è diventa questo reddito. È l'introito che invece viene gestito dal GSE, che viene poi comunicato, viene accreditato sul conto corrente al contribuente, viene poi comunicato al contribuente e quindi andrà inserito in dichiarazione. Assolutamente. E ricordatevi, perché magari uno non lo porta alla dichiarazione dei redditi. Esattamente. E però è nel cassetto fiscale. È nel cassetto fiscale, quando noi abbiamo l'incrocio con la precompilata riusciamo a vederlo. Nel caso in cui avessimo gestito una dichiarazione senza inserire questo reddito, poi noi contattiamo il contribuente e ce lo facciamo portare. Infatti, perché quando abbiamo l'incrocio con la precompilata noi vediamo tutti i redditi che ha percepito, e quindi, se adeguatamente comunicati all'amministrazione finanziaria, certo, li vediamo tutti. E quindi dopo va portato il documento. Comunque bisogna tenere questi benedetti documenti perché poi bisogna trovarli in qualche modo. La documentazione è un aspetto purtroppo, dico per il contribuente, fondamentale, però è un aspetto che noi come CAF siamo... È strano, perché se c'è nel cassetto fiscale, se a voi risulta c'è poco da fare, devi pagare, tanto se non paghi ti prendi la multa, per cui riportare il documento diventa ridicolo, o non portarlo. Che lo porti o che non lo porti, comunque devo pagare. O pago la multa o non la devo pagare. Quindi... Però il tutto deve essere poi certificato, acquisito, anche perché come CAF siamo soggetti a un controllo documentale. Noi abbiamo proprio un obbligo imposto dall'Agenzia delle Entrate, che è quello di acquisire, conservare ed esibire su richiesta la documentazione, cosa che avviene puntualmente ogni anno da ottobre a dicembre. Ecco, quindi dovete avere tutti i documenti. Sì. Detto questo, abbiamo capito cosa bisogna fare. Bonus Natale, che cos'è? Bonus Natale è un'indennità che veniva erogato ad alcuni lavoratori dipendenti unitamente alla 13ª. Era un una tantum, spettava al genitore che era in possesso di un reddito inferiore a 28.000 euro e che aveva almeno un figlio fiscalmente a carico. Quindi sono 100 euro che confluiscono poi nella certificazione unica e quindi vengono tassati. Vengono tassati. Quelli no. Quelli no, va bene, quello è un bonus. Quello è un'indennità, esatto, una specie di bonus. Perfetto. Ritorniamo e troviamo la riduzione praticamente di un importo pari a 260 euro su alcune detrazioni di imposta per contribuenti con reddito superiore a 50.000 euro. Che è quello che ho detto prima, che per i redditi superiori a 50.000 euro gli oneri detraibili al 19%, quindi ad eccezione delle spese sanitarie, ad esempio spese di istruzione per i figli, spese universitarie, spese per canoni di locazione per studenti fuori sede, spese sportive per i ragazzi, qui
subiscono una prima decurtazione di 260 euro. È l'esempio che ho fatto prima con i 1.000 euro. Se io ho 1.000 euro di detrazioni, eccezione fatta, sottolineo, per le spese sanitarie, quelli 1.000 euro in realtà non li detrago tutti, ma faccio 1.000 meno 260. Perfetto. Plusvalenze risultanti dalla vendita di immobili interessati, interventi di superbonus, che hanno avuto quindi il superbonus. Qui infatti questa è una novità importante, sì. Perché ci si trovava nella condizione che un contribuente, un cittadino che aveva fatto interventi di superbonus, avesse magari fruito della cessione del credito e ci avesse guadagnato, quell'immobile ha ovviamente aumentato il suo valore commerciale, per cui sarebbe stato un doppio guadagno. Qui quindi la plusvalenza, che è il differenziale tra il costo di vendita e il costo che ho sostenuto per l'acquisto, viene tassato al 26%. Tengo a precisare che riguarda solo ed esclusivamente gli immobili a disposizione, non gli immobili adibiti ad abitazione principale mia o di un mio familiare. Certo, quindi questo è importante, per cui la differenza di valore, perché magari c'è un passaggio di classe energetica, questo sostanzialmente... Quello sicuramente c'è stato, ma anche la casa, dopo che ha subito interventi importanti come in isolamento termico, come dei pannelli solari, come la sostituzione degli infissi, come magari la sostituzione di generatori di calori con alta efficienza, ha inevitabilmente aumentato il suo valore commerciale. E quindi tassato, quindi ricordarsi anche questo. Che documenti vanno portati? Qui vanno portati gli atti di acquisto e di vendita e poi i documenti che sono stati utilizzati per fruire del superbonus. Un bel plico di roba. Un bel plico di roba, perché riguarda solo ed esclusivamente le cessioni del credito o lo sconto in fattura, nel senso che se un contribuente ha fruito della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi è esulato da questo adempimento. Quindi però stare attenti anche a questa cosa qua, perché è abbastanza grossa. A volte viene fatta anche dal notaio, in sede di vendita il notaio lo fa, cioè applica già l'imposta in sede di vendita. E questo come per non pagarla due volte? No, si paga una volta e per questo è fondamentale l'atto di vendita, perché da lì riusciamo a capire se il notaio ha compilato questo modellino, l'ha inviato all'amministrazione finanziaria e ha assoggettato a disposizione quel corrispettivo di vendita. Perfetto, interrompiamo un attimo, torniamo poi naturalmente sui servizi forniti dai CAF e non soltanto. Voi fate le vostre domande, approfittatene dei nostri esperti, tra poco.